Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la Mare Monti torna a mietere vittime. Ancora un incidente mortale nel tratto tra Canicattini e Siracusa. A perdere la vita un agente di polizia penitenziaria di 53 anni. Finito il servizio alla casa circondariale di Cavadonna, stava facendo ritorno a casa quando avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Il mezzo si è quindi ribaltato e per Nicolò Fazzone non c'è stato nulla da fare. Violento pestaggio a Marsala, nel Trapanese. Un pregiudicato cinquantenne è stato ridotto in fin di vita con calci e pugni in varie parti del corpo. Le indagini sono in corso al fine di risalire all'identità degli aggressori e per comprendere quali contrasti potrebbero esserci stati alla base di tale inaudita violenza che ha i contorni di un tentato omicidio. Condannato un ospedale catanese a elargire un maxi risarcimento di oltre 600.000 euro al marito e ai due figli di una donna morta nel 2014 dopo 3 mesi di agonia. L'azienda ospedaliera è stata riconosciuta colpevole di avere causato l'infezione che ha portato al decesso della paziente. Sospesa la licenza e 15 giorni di chiusura per una nota discoteca a Messina. Il provvedimento è arrivato dopo che il locale era stato teatro di una furiosa rissa lo scorso 27 gennaio che ha coinvolto circa 40 giovani, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Fondamentali per la ricostruzione dei fatti, i filmati realizzati da altri presenti sul posto che costituiscono parte integrante del materiale documentale oggetto di indagini tuttora in corso. In conclusione il meteo, peggiorano le condizioni climatiche in Sicilia dopo l'anticipo di primavera che ha caratterizzato l'ultimo fine settimana. Domani infatti arrivano piogge, temporali e vento sull'isola con allerta meteo gialla su tutte e 9 le province. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.